Bentornate care aquile, ci ha raggiunti l'avvocato Luca Campanotto, buonasera Luca, che di recente ci ha concesso, in merito al referendum costituzionale per il quale ricordiamo non c'è il quorum, una intervista che ha riscosso un grandissimo successo, ma anche, diciamo così, mosso qualche discussione, per cui abbiamo invitato l'avvocato perché riteniamo doveroso una replica appunto all'intervista recente. Nella fattispecie, avvocato, ragioni del sì e del no, qualche accenno sui collegi e il rapporto tra Friuli e Trieste in seguito a questo referendum. Sì, buonasera a tutti, intanto grazie per i vostri inviti. Sono queste alcune tra le principali questioni, che sono numerosissime, perché il quesito sembra semplice, in realtà dietro a questo referendum ci sono tantissimi problemi. Ringrazio voi per gli inviti, ringrazio anche chi mi ha criticato, dandomi così la possibilità di approfondire ulteriormente molte tematiche. Ecco. Il sì è tendenzialmente un voto o ideologico o comunque di pancia, perché questo emerge anche dalle discussioni a cui voi stessi facevate riferimento. La monetizzazione della democrazia e della rappresentanza trattata solo come un costo è molto pericolosa, perché prelude al suo svuotamento e quindi rende possibile il suo superamento. Solo la collegialità più ampia, viceversa, è in grado di garantire sia l'efficienza sia l'indipendenza di un'istituzione parlamentare che sia in grado anzitutto di funzionare, perché se vince il sì, molti costituzionalisti dubitano che il Senato riesca a funzionare. Ma non solo, anche a gestire il potere e soprattutto a non soggiacere ai diktat dei grandi poteri internazionali, delle lobby, delle mafie, perché nel momento in cui una maggioranza venisse diminuita, il vero risparmio sarebbe nella più ridotta spesa per riuscire a corteggiarla sostanzialmente. Il no, per come la vedo io, è un voto, diciamo così, di testa, è un voto più razionale, non è difficile motivarlo perché è l'unica opzione sicura, ecco. Solo il no garantisce anzitutto la tutela del voto dei cittadini nella sua concreta efficacia, una equilibrata rappresentanza dei territori, anche di quelli meno popolati, più in difficoltà, pensiamo alla montagna, e garantisce la rappresentanza delle minoranze politiche ma anche linguistiche, un problema molto sentito nella nostra regione. Non parliamo poi della necessità di votare no per mettere in sicurezza uno statuto speciale che è sempre più insidiato e che, essendo una legge costituzionale, dipende dal voto del Parlamento. Nel momento in cui venisse diminuita la pattuglia parlamentare regionale, i pericoli aumenterebbero, i rischi aumenterebbero. Molto si è discusso anche circa le mie affermazioni sul rapporto tra Friuli e Trieste, anche a seguito del mutamento dei collegi che si verificherebbe sicuramente in caso di vittoria del sì. Ciò è già previsto, è già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, io non mi invento nulla né tantomeno esagero. È un film già visto, abbiamo visto la legge 52 del 2015, il cosiddetto Italicum, annullato poi dalla Corte Costituzionale dalla sentenza 35 del 2017. Abbiamo visto il collegio Italicum che divideva in due il Friuli, spaccandolo al centro dai monti al mare con la mannaia. Non è stato pubblicato in Friuli, forse per non svegliare troppo i friulani, il fatto che successivamente, quando è entrato in vigore il decreto legislativo 122 del 2015,
Tale collegio triestino, egemonizzato dal capoluogo e dalla sua grande massa elettorale cittadina, arrivò fino al tagliamento. Poco importa che tale collegio non sia stato applicato. Certo è che è stato già pubblicato in Gazzetta che, ad esempio, il mio voto da Rivignano Teor serviva per eleggere un deputato triestino in più. Quindi sono tutte cose che abbiamo già visto. Solo in seguito al contenzioso costituzionale, al Rosatellum bis, è entrato in vigore il decreto legislativo 189 del 2017 che ha riformato i collegi. La legge cosiddetta Rosatellum Ter 51 del 2019 è già in vigore, quindi aspettano solo che vinca il sì per allargare in maniera abnorme i collegi, per sostanzialmente annegare il Friuli e togliergli qualsiasi rappresentanza politica, perché è vero che i friulani sono in maggioranza, qualcuno mi ha fatto notare. Rispondo, replico, che è anche vero però il fatto che non hanno il potere di candidatura, perché le candidature le scelgono segreterie politiche che a livello regionale sono egemonizzate da Trieste storicamente. I partiti hanno sempre coccolato Trieste e osteggiato il Friuli, continuerebbero sicuramente a farlo tenendo in considerazione anche l'influenza elettorale del capoluogo. Le poltrone, per esempio al Senato, passerebbero da 7 a 4, verrebbero quasi dimezzate, quindi teniamo conto anche del contesto della legge elettorale, che pur non essendo oggetto di referendum è comunque rilevante per l'elezione, nel senso che l'attuale legge elettorale ha liste bloccate dove le preferenze sono vietate e è vietato addirittura il voto disgiunto, che tuttavia è permesso alle regionali ma impossibile alle politiche a pena di annullamento della scheda, e tutti questi fattori impediranno sicuramente, se vince il sì, ai friulani di mandare a Roma qualche senatore friulano. Questo è evidente, è una facile previsione. E dunque, friulani, approfondite, fate girare, andare a votare e votare no. Facciamo votare no, grazie. Bandi a todos, benvenuti a Pile Libere secondo una ciacarade. Il professor Gotthard Mitri è tornato a Ciatanos e nos ciacarerà voi, siccome il popolo furlan ha la solenghe, di come queste lenghe che è nascude, come che si è sviluppate tal nostro mondo. Che altre puntate vi fa di geografie e anche vi là buttato l'idea di geografie che rappresenta con i paraulis collegati la storia della ente. Favelante proprio di preistorie, noi veniamo dalle paraulis che avevano a indicare i fatti che più facile di ricordarsi la ente che si spostava, e parve come punto di riferimento erano i flux e le montagne, le robe più grosse. E la parola che era stata come elemento pre-indoeuropeo, preistorico, la mille così, ha il prefisso che noi inventa le parole familiari dal nostro territorio che in primis carnia o chiarnie. Di là dal confine a nord-est viene la carniole e dopo viene la carantanie, che è la carinzia chiamata, e questo prefisso car voleva dire cret mont. E dopo i nomi dei flums, di alimenti, ausse, viene davanti a sono proprio preistorici. Un dei popoli che erano chi, un dei popoli, perché in generale si pensa che gli autoctons fossero stati venetici, in senso lato. Però è stata anche una parte di Friuli, in particolare Dogna Lisbons, che erano una parte di Cels. Ecco, dai Cels, per infondare, per là in sotto, con ciò che non sarebbe stato, anche tra Furlan, non sempre di voi, ma di qualche anno in lavoro, e vi parole che vengono proprio di questo popolo che arrivava dal centro Europa, che si era spostato a sud, a Sorelli, a Mont, per le bande dalle Francis, che vengono i Ghiai, oppure
a Sorelli a monte e a sud con i Celti iberi, oppure dalle isole britanniche con i Celti dall'Irlanda, dalla Scozia e via avanti. Che sono viuschi, allora non sono state le parole. Prima gli dite una parola che però era braide e longobarde, che è proprio dei Celti, che è broili. Broili non lo prima poi, ma per italiano si dice frutteto, il frutteto, no? Il broili. Dopo una parola che sparite, vabbè, chi sta sparite la civiltà contadina, il chiaroliere, è una parola celtiche. Se non fevelin di Celti, fevelin di 2600 anni in lavoro. Una parola che invece in chiamò attive è il bar, il cespo, no? Il cespo. Un'altra parola, anche chi sta sparite, perché noi poi attività dai mulinars, il tames, che è l'imprest che noi, prima per Furlan, per dire in senso un po' ironico, i vi chiappare una buona tamesade, no? È vero. Per italiano saresti setaccio, dopo giornalisticamente, qua anche è la polizia che va a cercare qualche don e ha setacciato il quartiere. Un'altra parola, anche mo che non si dopre, ecco anche chi capisce il fatto geografico. In plana alle sparete, la parola troi, perché ha un splanado. Invece ci limpa le smons, esiste anche molto troi che si può lassù, insomma, no? Dopo viene la parola bregons, o bragons a seconda delle zone, la parola ronc che ha un doppio significato, in genere però può riferirsi a che sorta di culine che vengono a Stialin, si facesse di alcolio, che sono tutti questi vigni che sono mettuti sui roncs. E di lì viene l'antroponomico, che è ronc, da ronc, ronchi, eccetera. Il toponim, ronchi dei legionari, ronchis di la tisana, ronchietis e viene avanti. Sono parole che stanno a stabilire proprio questo prince abitators. Un'ultima roba sui Cels, anche queste che la viene sotto il naso. Per esempio, in noi da questi paesi, per un certo numero di avonde consistenti, sono di origine celtiche. Che finisce in Acco e in Ico, vuol dire che i proprietari erano proprietari celtici, che dopo sono stati romanzi dai non ai territori. Per esempio, i vendite in Acco, Remanzacco, Cargnacco, Pantianicco, Redenzicco, tutti quei paesi, no? Per esempio, che finisce in Acco, alle stranissime perché sta a indicare proprio la storia che diceva prima di questo Cels. Noi vin soddiudi Cargnacco, sì o no? Sì. Ma se noi lì in Bretagna vin Carnac, sapete la che sono i Mehir, questi grandi pieronis, no? E se noi lì lavoriamo il passaggio di queste di sorelle Iavà, di est, bande sorelle a monte, e che attingono sempre gli stessi elementi, che però, per esempio, in Veneto noi facciamo Icco, loro facciamo Igo, e in Veneto è anche Ago, Gnago, per dire in Lombardia, e in Francia viene Bergerac, Cognac, sono due termini che vengono a definire la storia di questo popolo che la stia vozzata, vedi la plana europee, basse europee, e che mediante le parole i linguisti arrivano alla lavoro un po' dal percorso che hanno fatto. E questa è la storia biele che si platte lavoro dalle parole che magari le vengono sotto il naso ogni giorno, però alle gosse avere un frenganin come che stiamo facendo noi. Allora, vi finito per stasera, ma io spero, professor Gotthard Mitri, che tu torni so qui insieme con noi, perché tanta gente si è fermata qui a sentiti e si è veramente innamorata di sé che tu stai scontando, come i tuoi la tua scolaresca dalla terza età che ti empie sempre gli aulis e che ti corri da ora per stare sentiti. Io penso che c'è questi telespettatori come un po' di ingioldi di sé che tu non sconti. Allora per voi la ciacarada è finita, io saluto come al solito, Furlan, Furlan, Mandi. Mandi.